Cinquantenne aggredito a calci e pugni senza un motivo da un gruppo di studenti minorenni nel sottopasso di Castelfranco, 10 identificati dalla polizia locale. Sembra di essere in un film crudele le lacrime della zia del 35enne di Zero Branco, residente a Salzano, morto nell'assurdo incidente nel Bellunese. I familiari non si danno pace. Sotto shock Scandolara, dove Favaro, vissuto fino a pochi anni fa, avviata una raccolta fondi per la compagna e la figlioletta, un minuto di silenzio anche alla piscina di Quinto dove si allenava. L'autista calcola male le misure e tira si incastra nel sottopassaggio dell'Hotel Continental a Treviso, fortunatamente nessun ferito. Dopo la fine della relazione perseguita all'ex compagna e la minaccia di pubblicare le loro foto intime, sorveglianza speciale della questura per un 35enne di Villorba. Terremoto politico nella Lega, il consigliere regionale Fabiano Barbisani espulso dal partito. Fatale la bufera dopo le dichiarazioni shock a Focus. Alle donne piacciono i migranti perché hanno una dote particolare sotto. 73enne intossicato in una ditta edile, paura ieri sera a Vedelago per un incendio divampato in un camion all'interno di un capannone. Il maltempo è arrivato sul Veneto ed è destinato a peggiorare, allerta fino a sabato per forti rovesci, temporali e raffiche di vento su tutto il territorio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, la cronaca a Castelfranco Veneto, un'aggressione shock ai danni di un cinquantenne preso a calci e pugni da un gruppo di studenti nel sottopasso di Castelfranco. 10 studenti, tutti minorenni, che sono stati identificati dalla polizia locale, come ci racconta Francesca Bozza. Una violenta aggressione, senza alcun motivo. La vittima, scelta a caso tra i tanti cittadini che in quel momento, a piedi o in bicicletta, transitavano lungo il sottopasso ciclopedonale a ridosso del McDonald's a Castelfranco. I fatti risalgono allo scorso 5 aprile, ma solo ora la polizia locale ha reso noto l'accaduto, dopo aver depositato al termine dell'attività investigativa un corposo fascicolo. Protagonista un gruppo di ragazzini, tutti minorenni tra i 16 e i 17 anni, studenti di un istituto superiore della Castellana, residenti nell'Alta Padovana. I giovani iniziano a scagliarsi contro i passanti, prima a finire nel mirino del branco 2 ciclisti insultati con il lancio di una bottiglia contro uno dei due, fortunatamente senza conseguenze. Tocca poi ad un cinquantenne castellano essere preso di mira dagli studenti. L'uomo, una volta giunto alla fine del percorso pedonale, si trova davanti il gruppo, che prima lo insulta, poi lo blocca. A quel punto esplode la violenza. I ragazzini iniziano a colpirlo con calci e pugni al corpo e al volto, il tutto mentre parte del gruppo incita o blocca la via di fuga alla vittima, che finisce per sbattere il volto contro il muro. Alla fine il gruppo si dilegua prendendo direzioni diverse. Il cinquantenne, una volta ripresosi, riesce, nonostante le contusioni e lo shock, a raggiungere il comando della polizia locale, dove viene medicato. Gli agenti raccolgono la sua testimonianza e la descrizione degli aggressori, prima di affidarlo ai sanitari del SUEM. Per il cinquantenne una prognosi di 30 giorni per fratture multiple. Immediatamente scattano le indagini in collaborazione con gli agenti della polizia locale del Campo San Pierese, con attività in borghese di osservazione, monitoraggio di profili social e visioni di tutte le telecamere di videosorveglianza. Alla fine si riesce a dare un nome e un volto ai 10 responsabili, raggiunti dagli agenti nelle loro abitazioni e convocati in comando. Gli studenti vengono deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Questo consentirà verosimilmente all'aggredito di trovare la giustizia che è necessario ed è giusto che trovi, ancorché siano passati diversi mesi. La giustizia farà ora il suo corso, continua Marcona, ma è doveroso sottolineare che a Castelfranco non si possono tollerare episodi di questa gravità, che saranno sempre perseguiti in tutte le forme. Non può essere altrimenti, non è Castelfranco che ha tolleranza zero, ma è un territorio tutto che deve avere questo tipo di attenzione alta nel non banalizzare questi singoli eventi, che poi quando ci sono 30 giorni di prognosi non è che siano episodi minimali, sono episodi pesanti, ed è giusto che ci sia una giustizia che interviene cercando di dare il massimo della pena possibile prevista in questi casi, senza se e senza ma.
Torniamo sulla tragica fine di Manuel Favaro, il camionista 35enne morto ieri nel Bellunese dopo l'impatto con un cervo. Sotto sequestro i mezzi sul corpo dell'uomo è stata disposta l'ispezione cadaverica e c'è il dolore di una famiglia e di un'intera comunità, quella di Scandolara. È una morte che non esiste, sembra un film, non è una morte tollerabile, diciamo così, ecco. Una cosa tremenda, non si può dire altro. È talmente assurda da apparire irreale la dinamica che ha portato alla morte di Manuel Favaro, il camionista di Scandolara, residente a Salzano, morto con ogni probabilità dopo essere stato trafitto dalle corna di un cervo piombato nell'abitacolo del tir che stava guidando sulla strada provinciale tra Borgo Valbelluna e Querovas. Mentre è stata disposta l'ispezione cadaverica sul 35enne, i carabinieri di Feltre, guidati dal capitano Luchennelli, si stanno occupando dell'istruttoria. Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato, tanto la concatenazione di eventi è stata tragica. La testa e la parte anteriore del cervo sono piombati addosso all'autista dopo che l'animale aveva urtato contro una Golf che stava procedendo sul lato opposto. L'ungulato di fatto è volato all'altezza dell'abitacolo. Sia l'auto che il tir sono ora sotto sequestro. La zia Luciana, come tutti i familiari del 35enne, non si dà pace. Manuel era un grande, aveva la passione del ballo, aveva la passione della piscina, della bici, era un grande, era un bravo papà e un bravo ragazzo, insomma, in tutti i sensi. Non perché adesso non c'è più, ma noi, insomma, bravo ragazzo, ecco. Luciana abita a pochi passi dall'abitazione dei genitori di Manuel, rimasta vuota per buona parte della giornata, con la mamma Donatella e la sorella Moira che hanno affidato dei pensieri d'amore sui social. Il ricordo più bello quando sei diventato papà, scrive Moira. A ricordare la gioia ci sono ancora i fiocchi rosa del battesimo festeggiato da tutta la famiglia poco tempo fa. Sì, effettivamente io sono molto scosso, io e mia moglie, perché io da poco che abito qua, 2 anni, ma veramente una persona unica. Il sorriso di Manuel non è giusto, non bisogna andare via così, nessuno deve morire, ma Manuel no però. E il clima è nero anche tra gli amici di Manuel. Tantissimi lo conoscevano a Scandolara, non solo a Scandolara, anche a Quinto di Treviso, dove per tanti anni si è allenato in piscina. Innanzitutto mi ha chiamato un mio amico, mi fa: hai sentito di Manuel? No, guarda, dovevo chiamarlo appunto ieri mattina, dopo fra le 1000 impegni di lavoro non ci sono riuscito, però poco dopo me l'ha confermato il suo datore di lavoro, perché comunque collaboriamo, gli faccio dimmi che non è vero, e anch'io ero in cantiere e ho fatto fatica a tirare a mezzogiorno per rientrare in camion. L'incredulità iniziale e poi lo shock per quell'amico sempre sorridente e pronto ad aiutare. Nicola Carollo conosceva Manuel Favaro da quasi 20 anni, l'ultima volta insieme poco meno di 2 settimane fa all'Oktoberfest. L'ultimo ricordo che ho con lui, che volevo festeggiare il mio compleanno e si è privato di un weekend con la sua famiglia per venire appunto a festeggiare il mio compleanno, i miei 40 anni, che ci tenevano comunque con gli amici quelli più stretti, e questo è l'ultimo ricordo che ho di lui. Nonostante si fosse trasferito con la compagna a Salzano, Manuel era legatissimo agli amici di Scandolara, che in queste ore hanno avviato anche una raccolta fondi online per aiutare la compagna. Sconcerto e silenzio anche alla piscina comunale di Quinto, dove Manuel si è allenato per anni. Qui ultimamente accompagnava la figlioletta, una passione, quella per il nuoto, che voleva trasmetterle. Sicuramente spero che questa passione venga trasmessa anche alla sua figlia e che possa continuare anche in nome di Manuel. Intanto l'impianto osserverà in serata un minuto di silenzio, come chiesto dagli ex compagni di allenamento. Fermeremo tutta la piscina per un minuto dedicato proprio per Manuel. Tutto il sostegno, tutto il supporto, e ci sentiamo scossi anche noi veramente. Ora però è il momento di stare accanto alla famiglia, a Tiziana e alla piccola Beatrice. Sai che zio Nicolino c'è sempre anche per la piccola. Ieri appunto quando l'ho vista gli ho detto: se hai bisogno chiamami, no? Che parto, prendo tutto, mollo tutto e il lavoro va bene lo stesso, insomma. In questi casi
i sentimenti contano di più del lavoro, insomma. Ecco. Tra l'altro proprio in questo momento Andrea Favaretto, consigliere comunale di Zero Branco con delega allo sport, mi comunica che l'intero sport di Zero Branco osserverà un minuto di silenzio nel weekend proprio in memoria di Manuel. E c'è un fenomeno sullo sfondo, quello degli incidenti causati dalla fauna selvatica, sono in costante aumento, dice anche Roberto Fava, consigliere provinciale con delega alla sicurezza stradale. Sì, ahimè è in aumento sicuramente, soprattutto nella nostra fascia pedemontana e quindi tutti quei comuni della pedemontana dove insomma anche le case private ogni tanto segnalano che gli è arrivato il cervo in casa. È un fenomeno in aumento quello degli incidenti provocati da animali selvatici o che ne vedono il semplice coinvolgimento. A confermarlo è anche l'ente provincia che al Parco dello Storga gestisce il centro di recupero della fauna selvatica, tra i pochi in Veneto. Sentivo prima la polizia nostra provinciale, giusto ieri al CRAS hanno accolto una capriola, un capriolo femmina, che è stato investito da un'auto ed era a bordo strada, ferito, è stato segnalato ed è stato accolto nel nostro CRAS, come abbiamo tantissimi altri animali. L'incidente di cui parla Fava è avvenuto a Segusino, nell'Alto Trevigiano, a poca distanza dal luogo della tragedia costata la vita a Manuel Favaro, tra i comuni bellunesi di Borgo Valbelluna e Querovas. Insomma, l'area è più o meno la stessa. Quello che fa la provincia è segnalare i punti nei quali possono esserci degli attraversamenti di animali di fauna selvatica. Un po' in giro dappertutto nelle strade provinciali negli ultimi anni è stata predisposta questa segnaletta. Certo, sarebbe bello poter fare come molto spesso accade in Austria, in posti anche in Slovenia ho visto, dove vengono recintati i bordi delle strade e si costruisce un ponte, una passerella pedonale per gli animali che possono transitare da una parte all'altra o di un'autostrada o di una strada statale. Ma non sempre, dice ancora Fava, ciò è possibile anche da un punto di vista economico. Il tema più generale resta quello della sicurezza stradale, per cui la provincia di Treviso ha avviato da tempo una task force. Questo incidente è uno spunto anche per lavorare su questo fronte, perché è un dato anche questo, insomma, ecco, quindi il progetto di sicurezza stradale che stiamo portando avanti probabilmente da oggi avrà un tassello in più, una informazione in più che diamo. E a proposito di sicurezza stradale vi mostro queste immagini che arrivano in presa diretta da Maser. C'è stato un incidente che ha coinvolto 2 auto, 4 i feriti, tutti però di lieve e media entità, così dunque a Maser. Un camion nel pomeriggio intorno alle 14 è rimasto incastrato contro il sottopassaggio dell'Hotel Continental. Siamo a Treviso, l'autista avrebbe calcolato male l'altezza massima del camion ed è rimasto bloccato con la centina rigida. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Danneggiato invece un cordolo di cemento dell'immobile. Al lavoro i vigili del fuoco intervenuti anche con l'autogru che hanno operato per liberare il mezzo pesante e mettere in sicurezza l'immobile. Sul posto anche la polizia locale. Sempre per la cronaca, stalking e revenge porn nei confronti dell'ex fidanzata. Scatta la misura di sorveglianza speciale per un 35enne che dopo la fine della relazione perseguitava la donna minacciando di pubblicare foto intime. In una occasione in particolare l'uomo ha anche aggredito la figlia 14enne della ex per sapere dove fosse la madre. Una storia d'amore che si è trasformata in un incubo, con lui che dopo la fine della relazione ha cominciato a perseguitare l'ex a casa e sul luogo di lavoro. La donna, 35enne di origini bengalesi ma residente a Treviso da molti anni, mamma di una ragazzina adolescente, si era innamorata nell'estate del 2021 di un connazionale coetaneo residente ad Arezzo. La relazione non funziona e dopo 4 mesi i due si lasciano, ma l'uomo non si rassegna e comincia a tormentarla in tutti i modi, ricattandola, minacciando di pubblicare sui social foto che li ritraevano in momenti di intimità, presentandosi sul luogo di lavoro a Villorba allo scopo di spaventarla.
Un giorno avrebbe atteso sotto casa dell'ex la figlia 14enne strattonandola per farsi rivelare dove fosse la madre. Dopo mesi di inferno la donna ha trovato il coraggio di denunciare rivolgendosi ai carabinieri. Ora, su proposta del questore di Treviso, il Tribunale di Venezia ha applicato la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, previsto per il 35enne il divieto di soggiorno nei comuni di Treviso e Villorba, comuni dove la vittima di revenge porn e stalking vive e lavora. Ma il Tribunale ha anche imposto all'uomo di non allontanarsi dal comune di residenza, Arezzo, senza prima darne preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, ed il divieto di frequentare locali pubblici dalle 22 alle 7, orario nel quale deve rimanere a casa. Il bengalese non potrà inoltre partecipare a pubbliche riunioni né detenere armi. Revenge porn, reato recente, sempre più diffuso anche nella Marca trevigiana. Si chiama revenge porn ed è un reato che punisce la diffusione senza il consenso delle persone interessate di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il reato è stato introdotto nel 2019 dal cosiddetto Codice Rosso, volto a tutelare le vittime di violenza di genere o domestica. È punito chi diffonde queste immagini, ma anche chi, dopo averle ricevute, procede nella divulgazione. Fortunatamente il Codice Rosso ha istituito questa forma di reato e quindi ci sono strumenti per la vittima per denunciare e ovviamente per il sistema di giustizia e penale per poter prendere provvedimenti. È anche importante ricordare che è un reato che prevede fino a 6 anni di reclusione e prevede multe pecuniarie fino a 15.000 euro. Se oggi c'è dunque un sistema che tutela la vittima, è comunque fondamentale prevenire questo reato sempre più diffuso, specie tra i giovani, rendendoli consapevoli dell'importanza di una corretta gestione e protezione di questi dati e immagini così personali. L'unico modo per prevenire è quello di evitare assolutamente, questo lo diciamo soprattutto laddove l'idea di fotografie o di video che riguardano la sfera intima viene presa in maniera giocosa o alla leggera, ecco, ricordare che possono poi invece diventare delle armi di offesa. Ed effettivamente, come diceva lei, possono diventare delle vere e proprie armi di violenza di genere contro le donne prevalentemente. E dall'attualità alla politica il passo è davvero breve, con il terremoto scoppiato in casa Lega dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Fabiano Barbisan, che è stato espulso dal partito. Fatali le dichiarazioni in shock a Focus, la trasmissione del nostro direttore Luigi Baccialli su donne e migranti. La puntata è andata in onda ieri sera, da qui uno tsunami. I ragazzotti, se dice neri, no, bisogna dire dei colori. Ma sono adesso, fisicamente forse alle donne piacciono perché hanno magari un'altra dote sotto. Dicono. Dai, diremo, dai. Queste affermazioni meritano solo il totale disprezzo. Ma dove siamo finiti? Si fanno campagne per tutelare le donne, contro la violenza delle donne, contro la violenza di genere, e te vai a dire in prima serata in TV una cosa del genere, ma non è degna neanche di essere una battuta da bar dei primi del Novecento. Cioè. Dal salotto di Focus alla cacciata dalla Lega. E poco importa che nel frattempo il diretto interessato si sia scusato. Il destino politico di Fabiano Barbisan cambia nel giro di poche ore, ma sono ore dense di durissime polemiche e di attacchi. Tanto da spingere il segretario veneto del Carroccio, Alberto Stefani, a decidere l'espulsione di un leghista di lungo corso come il 69enne consigliere regionale. A Palazzo Ferrofini dal 2015, rieletto nel 2020 con la lista Zaia e poi inserito nel gruppo misto, ma soltanto per ragioni politiche di allargamento della maggioranza. Un fedelissimo del governatore, lui che era stato consigliere ministeriale per la zootecnia proprio mentre Zaia era a capo del Dicastero dell'Agricoltura. Accade tutto a Focus, martedì sera, tema cardine, terrorismo e immigrazione, e nel dibattito sui migranti Barbisan se ne esce così. I ragazzotti, se dice neri, no, bisogna dire dei colori. Ma sono adesso, fisicamente forse alle donne piacciono perché hanno magari un'altra dote sotto. Dicono. Dai, diremo, dai. Tradotto in termini meno espliciti, le donne sono favorevoli all'integrazione perché attratte sessualmente dagli uomini di colore. Imbarazzo e gelo in studio, reazione immediata del direttore Luigi Baccialli.
Barbizan, cioè noi possiamo dire di tutto qui, ma non facciamo riferimenti così pesanti. Sì, no. No, voglio dire, dai, io mi dissocio da quanto è stato. Al di là della fare battuta, riferimenti, diciamo, ai genitali, insomma, sì. lasciamo stare, dai. L'antipasto era arrivato qualche minuto prima, mentre si parlava delle popolazioni dell'Africa ridotte alla fame. Fino a ieri l'Occidente è sempre andato a depredare le ricchezze lasciando il popolo alla fame. Che abbiamo... Dai. Abbastanza per scatenare la reazione con le sue parole che rimbalzano anche a livello nazionale. Donne e migranti, tra la prima e la seconda dichiarazione un 1-2 memorabile che ci riporta al tempo dei cavernicoli, l'attacco degli esponenti del PD a Palazzo Ferrofini. Quella è una vera e propria azione di violenza verbale nei confronti delle donne, anche un'azione denigratoria nei confronti delle donne. Per il coordinamento donne della CGIL del Veneto, parole indegne da parte di un rappresentante istituzionale che evidentemente coltiva idee incompatibili con i valori democratici e costituzionali. Travolto dalla tempesta, Barbizan cerca di uscirne con una nota. Mi scuso per quanto accaduto, scrive. Quelle mie parole non rappresentano né i miei valori, né soprattutto il pensiero del movimento e del gruppo al quale appartengo. Sull'onda emotiva della diretta televisiva, purtroppo, mi sono fatto colpevolmente trascinare dagli argomenti della discussione. Ma non serve. La sentenza di Alberto Stefani arriva poco dopo. Affermazioni indegne e vergognose, scrive, da punire con massima severità. Le scuse non bastano, nemmeno al partito. Via dalla Liga Veneta, e non manca chi ora lo vorrebbe anche fuori dal palazzo. E non è una questione di essere politicamente corretti, è una questione di rispetto, è una questione di cultura politica. Non si può stare nelle istituzioni e dire cose di questo genere. E a proposito di migranti, la nave della ONG Mediterranea del veneziano Beppe Caccia, dopo aver soccorso e salvato 69 migranti, è stata fermata dalle autorità competenti e multata per 10.000 euro. A bordo anche il moglianese Danny Castiglione. La nave Mare Ionio della ONG italiana Mediterranea da pochi giorni è tornata in missione nel mare Mediterraneo centrale e subito ha soccorso e portato in salvo nel porto di Trapani 69 persone, tra cui un'intera famiglia con 3 figli di 7 e 5 anni e di soli 2 mesi di vita. A capo della missione c'è come coordinatore il veneziano Beppe Caccia. Subito dopo lo sbarco dei migranti, però, al comandante armatore della nave è stato notificato un provvedimento di fermo amministrativo della nave e una sanzione pecuniaria che potrà arrivare fino ad un massimo di 10.000 euro per aver violato il cosiddetto decreto Piantedosi 2. Ecco la testimonianza sui soccorsi di Danny Castiglione, originario di Mogliano Veneto, e tra i soccorritori che hanno salvato le 69 persone in difficoltà. Nella giornata di sabato pomeriggio abbiamo effettuato un primo soccorso di una piccola imbarcazione in ferro che aveva a bordo 47 naufraghi, che sono stati poi sbarcati nella notte tra sabato e domenica nell'isola di Lampedusa. Lunedì mattina siamo risalpati per il proseguo della 14ª missione e nella serata di lunedì sera abbiamo soccorso un gommone in distress con i tubolari rotti e una persona che era già caduta in acqua, e con a bordo circa 69 persone. C'era anche un piccolissimo bambino di 2 mesi e altri minori non accompagnati. Gli attivisti contestano integralmente le sanzioni comminate dalla Guardia Costiera e dalle autorità competenti. C'è arrivato un atto di notifica di fermo amministrativo per la Mare Ionio di 20 giorni e una pena pecuniaria di 10.000 euro. Ma i motivi di questa sanzione sono proprio surreali. I motivi che ci vengono contestati sono che non abbiamo contattato il centro di coordinamento della cosiddetta Guardia Costiera libica e non abbiamo chiesto un porto sicuro in Libia. Ma non siamo noi che denunciamo il fatto che la Libia non è un porto sicuro e non è un posto sicuro, ma sono le Nazioni Unite e anche un tribunale italiano. Nuova ondata di maltempo intenso nelle prossime ore in Veneto. Il meteo regionale fa sapere che da oggi fino a sabato il tempo sarà instabile con precipitazioni diffuse su zone montane e pedemontane più sparse e irregolari in pianura, ma con probabili rovesci e temporali anche intensi nel pomeriggio di domani. Piogge ma anche vento forte o molto forte in quote sulla costa. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani sono state dichiarate le fasi operative di attenzione gialla per criticità idrogeologica. Per la cronaca andiamo a Vedelago, paura ieri sera, un incendio è divampato all'interno di un capannone, 73enne intossicato.
È stato un incendio di natura accidentale, così hanno accertato i vigili del fuoco intervenuti alle 20 in via della Terza Armata a Vedelago presso l'impresa edile Gazzola. Le fiamme si sono innescate per colpa di un cortocircuito all'interno di un camion parcheggiato all'interno del capannone che, prendendo fuoco, ha danneggiato il resto della struttura. Un parente del proprietario è rimasto leggermente intossicato nel cercare di far uscire il camion all'aperto e per cercare in tutti i modi di salvare un altro mezzo, oltre a del materiale stipato nel magazzino. Nel farlo ha inalato del fumo. Affidato alle cure del personale sanitario, il 73enne è stato portato in ospedale e dimesso dopo dei controlli qualche ora dopo. Le prime fiamme sono state viste quando alcuni dipendenti erano ancora presenti, ma a tempo arrivassero i primi mezzi del Vigili del Fuoco, l'incendio si era allargato a tutto il mezzo. L'intervento delle squadre del distaccamento di Castelfranco dei Vigili del Fuoco con il rinforzo dell'autobotte di Treviso ha consentito di spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza nell'area. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono terminate poco dopo la mezzanotte. Il magazzino ha subito danni, ma nulla è stato posto sotto sequestro. L'attività potrà fin da subito dare il via ai lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco impegnati questa mattina intorno alle 7:30 per spegnere l'incendio di una legnaia che si è propagato alla vicina abitazione in località Caneve de Ronc a Cison di Valmarino. Sul posto 2 squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Conegliano, Vittorio Veneto, con il rinforzo delle autobotte e del carro aria di Treviso. Fiamme sotto controllo, in corso lo spegnimento degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dell'area. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre che sono intervenute per l'appunto sul posto nel corso della giornata. Abbiamo ancora diversi fatti di cronaca da raccontarvi. Subito dopo la pubblicità ritorneremo a Castelfranco. A fra poco. Di nuovo in diretta, ritorniamo a Castelfranco per raccontarvi di un episodio davvero particolare. Stavano cercando di catturare i codici di accesso delle carte di credito utilizzate dai clienti, installando una microcamera ed un lettore magnetico. Fortunatamente però i militari dell'Arma li hanno colti sul fatto. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato 2 cittadini rumeni che avevano manomesso l'impianto self-service di un distributore di carburanti della zona. Durante i controlli 2 rumeni sono stati trovati in possesso anche di 2 cacciaviti ed un cutter, nonché di una carta prepagata priva di tracciamento, verosimilmente utilizzata per caricare gli importi clonati dalle carte di credito degli utenti tramite i dispositivi magnetici installati nel self-service. Lutto a Treviso per la scomparsa di Luigino Busato, 88 anni, anima del coro Stella Alpina, nel quale ha cantato per oltre 60 anni come voce solista. Luigino Busato, Gino per gli amici, è morto la scorsa notte. La notizia ha destato profondo cordoglio in città, dove era molto conosciuto, ma anche a Preganziol, dove viveva da anni. E cordoglio per la scomparsa dell'amico Gino è stata espressa anche dal sindaco di Treviso Mario Conte, che ricorda Busato come esempio e punto di riferimento. Busato era entrato nel coro Stella Alpina da giovanissimo, a soli 20 anni, e non aveva mai fatto mancare la sua presenza. L'ultima apparizione pubblica al concerto di Natale dell'anno scorso nella chiesa di San Francesco. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore. Peregrinazio di San Pio X, domani sera alle 18 in diretta su Antenna 3 la messa dalla Basilica della Salute di Venezia. La peregrinazio delle spoglie di Papa Pio X, antico patriarca di Venezia Giuseppe Melchiorre Sarto, vivrà domani uno dei momenti liturgici culminanti della sua presenza a Venezia. Domani sera alle ore 18 Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Basilica di Santa Maria della Salute la Santa Messa solenne presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, alla presenza delle autorità cittadine, associazioni, confraternite e di tutti i fedeli della diocesi. Per questa ragione anche la nostra programmazione serale avrà eccezionalmente solo per domani alcune modifiche. Al termine della celebrazione andrà in onda il telegiornale di Treviso, come sempre alle 19:30, seguito dalle edizioni di Veneto e Venezia. Questa mattina intanto il patriarca Francesco ha presieduto l'Eucaristia concelebrata da Monsignor Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza, insieme al presbiterio diocesano e alla comunità diaconale.
Lui che in questa basilica più volte ha invocato la Madonna della Salute, aiuti anche la Chiesa universale, aiuti il nostro periodo storico. Fra poco pregheremo con la preghiera di Papa Francesco sulla pace. Domani sera alle 21 ci sarà la preghiera di compieta con le associazioni e i movimenti laicali. Successivamente le sacre spoglie di Papa Pio X partiranno alla volta di Marghera, alla parrocchia dedicata proprio a San Pio X, dove resteranno sabato e domenica. Arrivò a offrire anche la vita per evitare la guerra, la prima guerra mondiale, la prova di tante altre guerre. Preghiamo San Pio X che ci aiuti anche a essere capaci di pregare con cuore puro per ottenere il dono grande della pace. Appuntamento quindi domani sera a partire dalle 18, ovviamente su Antenna 3, e noi adesso andiamo a Belluno. In apertura la questione, la vicenda delle Olimpiadi 2026, la pista da bob, nessuna ridistribuzione delle gare come chiesto dal governatore Luca Zaia, a dirlo oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ritiene non ci siano margini per ridisegnare la mappa delle discipline olimpiche. Sala solidarizza con il sindaco di Cortina: tutti sapevamo che la cosa era delicata, ma abbiamo detto proviamoci. Dichiarazioni che certamente faranno discutere, così come qualche malumore l'ha provocata l'assenza oggi a Cortina del ministro dello sport Andrea Bodi, atteso agli stati generali per le Olimpiadi. Ufficialmente per impegni inderogabili, sebbene sia chiaro che la sua presenza nella cortina scippata della pista, cuore della candidatura olimpica 2026, sarebbe stata sconsigliata per timori di proteste. Frattanto la prossima settimana si terrà una riunione con i soci fondatori della Fondazione Milano Cortina per valutare le opzioni sul tavolo per la disputa delle gare di bob, slittino e skeleton, Cesana, Torino, San Moritz, Innsbruck. E c'è un'altra polemica più locale che riguarda Belluno città, Belluno capoluogo, per la mancata assegnazione del premio San Martino categoria giovani. La trovo una cosa sconcertante perché non deve essere fatto ricorso alle disposizioni normative, ma il buonsenso. Antonella Fabbri è stata la prima firmataria della candidatura al San Martino Giovani di Leonardo D'Inca, il talentuoso sciatore 14enne, simbolo di questa città, che nella passata stagione agonistica ha vinto tutto quello che si poteva vincere, ottenendo anche il titolo di migliore atleta maschile italiano del 2023 nella sua categoria. Quello che è accaduto ormai è noto: il nome di Leonardo era l'unico sottoposto al vaglio della conferenza dei capigruppo consigliari di Palazzo Rosso, a cui spetta da regolamento il compito di individuare fra le candidature il nome che più risponde ai requisiti del premio San Martino. Così non è stato, perché alla scadenza della presentazione delle candidature il nome di Leonardo D'Inca è stato spoilerato dall'articolo di un quotidiano, il che, sempre a norma di regolamento, ha fatto decadere la candidatura. Quale fosse lo spirito del premio, quale fosse la volontà effettiva anche di poterlo assegnare fuori dalle regole, diciamo, autoimposte dal Consiglio Comunale, e che tutto sommato avrebbe avuto un riconoscimento, il merito, quel tanto conclamato merito che ogni amministrazione, ogni governatore va assumendo come cifra del proprio agire. Fabbri ha scritto al Presidente del Consiglio Comunale alla conferenza dei capigruppo per stigmatizzare l'esclusione del giovane D'Inca. Una pessima figura, quella rimediata dall'Assemblea, incalza l'ex consigliera comunale di Belluno. Se iniziamo ad attivare le tifoserie, il premio assume altre caratteristiche, dichiara oggi l'ex Presidente del Consiglio Comunale di Belluno, Francesco Rasera Berna, pur se un articolo su una candidatura non era mai capitato prima. Fabbri lancia una controproposta. Riaprendo i termini, nel senso semplicemente dicendo: scusate, ci siamo sbagliati e effettivamente abbiamo fatto una stupidaggine, oppure se Giorgio Fornasier vorrà dire comunque in quota parte mi sento di condividerlo con lui, credo che non faccia male a nessuno. L'economia, legno e design, tradizioni e innovazioni, padiglioni di Longarone e Fiere Dolomiti sono pronti per ospitare la 45esima edizione di Arredamont.
Gli aneddoti legati alla Redmond declinano in modo eloquente l'importanza dell'unica fiera a livello nazionale dell'arredare in montagna che coniuga il saper fare degli artigiani del legno bellunesi con linee di design ricercato e raffinato. A Longarone Fiere si lavora senza sosta per l'allestimento degli stand che dal prossimo 28 ottobre saranno meta di migliaia di visitatori. Quest'anno abbiamo voluto lavorare in maniera molto forte sul tema del legno e quindi io ho chiesto a Longarone di riportare in maniera massiccia questi artigiani, maestri che costruiscono mobili d'arredo, costruiscono oggettistica, sono delle opere d'arte e da qui abbiamo anche portato 2 progetti. Arte in fiera con giovani artisti emergenti e serie unica, una collezione di oggetti di design artigianale presentata alla Venice Design Week, ispirata ai 9 siti veneti patrimonio UNESCO. Una Redmond iconica che porterà quasi 160 espositori provenienti da 14 regioni italiane e 8 paesi esteri. 9 i giorni d'apertura della fiera, durante i quali sono attesi oltre 25.000 visitatori. Per noi è un appuntamento, io direi, quasi iconico, nel 50% di visitatori veneti, ma la cosa che ci interessa molto sono quel quasi 50% di visitatori che vengono da altre regioni e il 2% che vengono addirittura da paesi che stanno intorno a noi. Ritorniamo a Belluno per il caso della mancata assunzione di 2 nuove educatrici al nido piccolo Girasole di Cavarzano, questione che potrebbe essere legata alla mancata approvazione il 30 settembre del bilancio consolidato e quanto sospetta il gruppo Insieme per Belluno Bene Comune, che domani chiederà conto del caso al sindaco De Pellegrin. Più che un sospetto, una quasi certezza che contribuisce a consolidare l'idea dell'assenza di guida politica e amministrativa di Palazzo Rosso, che il gruppo di minoranza Insieme per Belluno Bene Comune censura senza indugi. Il Comune non ha potuto assumere le 2 educatrici destinate al nido piccolo Girasole di Cavarzano, vincitrici del concorso chiuso a fine settembre con graduatoria resa pubblica il 3 ottobre, perché non ha approvato il bilancio consolidato. Secondo noi il problema dipende proprio dal fatto che il bilancio consolidato non è stato portato in approvazione entro il 30 di settembre e la mancata approvazione di questo documento comporta una serie di conseguenze, tra le quali il blocco delle assunzioni. Il risultato è che senza educatrici l'asilo nido non può funzionare e che a pagarne le conseguenze sono le famiglie, avvisate con mail solo il 9 ottobre scorso, quindi una settimana dopo circa la pubblicazione della graduatoria del concorso. Sindaco De Pellegrin e vice sindaco Gamba, l'uno con delega al personale, l'altro al bilancio, non potevano non sapere che diretta conseguenza della mancata approvazione del bilancio consolidato sarebbe stata quella del blocco delle assunzioni. Una situazione molto grave per la capogruppo di Insieme per Belluno Bene Comune, che non nasconde amarezza e preoccupazione. Ci sta preoccupando una mancanza di una guida politica e alla quale si aggiunge adesso, pare, anche una mancanza di un controllo rispetto all'attività amministrativa che deve essere portata avanti. La questione dei nidi e del trasporto pubblico locale sono in testa un lungo elenco di fatti che certo non giovano all'immagine dell'amministrazione De Pellegrin, che da domani dovrà fare i conti anche con il nuovo gruppo consiliare che in commissione si è dichiarato non più facente parte della maggioranza. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione, non ho ulteriori aggiornamenti di cronaca da darvi, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati, ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La perturbazione atlantica piomba sul nostro territorio, c'è il rischio di piogge intense e fenomeni insistenti. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 ottobre. Sul Veneto condizioni di maltempo con temporali diffusi, anche di forte intensità localmente, specie sui settori montani e pedemontani. Sarà dunque una giornata caratterizzata da forti venti meridionali, soprattutto di scirocco. Ne conseguirà un lieve aumento delle temperature. Minime infatti comprese tra 13 e 16 gradi, massime tra 17 e 22 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia.
La situazione non cambia, avremo piogge intermittenti e abbondanti, anche temporalesche, probabili mareggiate e acqua alta. Temperatura minima intorno ai 14-19 gradi, massima invece sui 18-22 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove risulterà molto nuvoloso il cielo con precipitazioni diffuse a tratti persistenti. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 17-18 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,